Dopo la nomina da parte dell'assessorato regionale alle attività produttive del nuovo commissario della Camera di Commercio di Agrigento, si hanno i primi riflessi positivi per quanto riguarda l'assemblea dei soci del CUA, che adesso potranno deliberare sulle modifiche statutarie e finalmente avviare un nuovo percorso con una nuova governance del CUA agrigentino che praticamente, possiamo dire, vede la resurrezione dopo il funerale celebrato dagli studenti per le vie di Agrigento nel corso di una delle tante proteste sul destino dell'università che sembrava segnato. Ma grazie al cielo è un pericolo scongiurato. L'approvazione dello statuto è legata ai trasferimenti 2018. Nuovo commissario della Camera di Commercio di Agrigento, lo ricordiamo, è l'ex sindaco di Cattolica Eraclea Giuseppe Termine. Intanto è evidente il rafforzamento di un'IPA che tornerà ad avere un ruolo al CUA di Agrigento con nuovi corsi di laurea, che è quello che si attendevano le famiglie degli studenti che vogliono che i propri ragazzi restino vicino casa senza il bisogno di emigrare per motivi di studio. Con il nuovo statuto si avranno le dimissioni del presidente Piero Busetta e dell'intero consiglio di amministrazione, che sarà rinnovato. In carica resterebbe soltanto l'attuale vicepresidente Giovanni Di Maida.